Un'altra mattinata tragica sulle strade, a Chioggia, frontale fra 3 auto, una giovane vittima e 3 feriti. A Vicenza, vettura contro scooter, 30enne perde la vita. Venezia, Padova e Treviso, le 3 province più pericolose del Veneto sul fronte incidenti. Lettera aperta del governatore Zaia ai cittadini del Sud Italia: l'autonomia è un'opportunità per il Nord come per il Sud, scrive, ma fa paura a molti amministratori del Sud perché è un'assunzione di responsabilità. Titolare di un bar del Vicentino costretto a rinchiudersi nel locale per le minacce e gli insulti di 2 ragazzini particolarmente violenti, minorenni, denunciati. L'allieva pilota veneziana che ha denunciato il nonnismo dei suoi commilitoni a Latina, in un nuovo video però è lei a partecipare allo stesso trattamento. La difesa insorge, vendetta degli accusati, dice partecipava per non essere emarginata. A febbraio il vice premier Salvini a Vicenza per incontrare i risparmiatori truffati da Banca Popolare di Vicenza, l'annuncio sui social stamane. La crisi occupazionale di Stefanel non stupisce i residenti di Ponte di Piave, la situazione dicono era già nota da tempo, anche se in tanti speravano che l'azienda fosse in grado di risollevarsi. Disoccupato trova un portafoglio con 900 euro, lo restituisce, apparteneva al dirigente di un'azienda vicentina che decide di assumerlo. All'ospedale di San Donà di Piave è eseguito il primo intervento in Veneto di protesi di spalla con l'ausilio di un navigatore GPS. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Dobbiamo purtroppo aggiornare quello che è un bollettino sempre più tragico sulle strade del Veneto e questa settimana purtroppo non sono mancate le croci sulle strade, altre 2. Questa mattina il primo tragedia di cui vi raccontiamo è quella accaduta a Chioggia con un frontale fra 3 auto, una vittima giovane e 3 feriti. Ci racconta quanto accaduto Tiziana Bolognani in collegamento telefonico. Tiziana. Buongiorno, e come hai detto tu da studio, un uomo è morto e 3 persone sono rimaste ferite in un tragico incidente stradale accaduto stamani poco prima delle 8 in via Rebosola a Chioggia, lungo la strada provinciale 7, la vecchia Romea per intenderci. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate 3 auto e lo schianto è stato fatale per un giovane di cui ancora non si conoscono le generalità. Nonostante i soccorsi tempestivi e i sanitari del 118 non è rimasto altro che constatare il decesso dell'uomo. In gravi condizioni 3 feriti, si tratta di 2 donne e di un uomo che sono stati trasportati all'ospedale dopo essere stati stabilizzati. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo in zona, prima per estrarre i feriti dalle auto, poi per mettere i veicoli in sicurezza. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Da Chioggia è tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani, ma come dicevamo è stata una mattinata tragica anche a Vicenza, qui un'auto contro uno scooter. Traditi forse dall'asfalto bagnato dalla pioggia, i 2 giovani a bordo dello scooter che si è scontrato con una Panda sul cavalcaferrovia di Viale della Pace a Vicenza intorno alla mezzanotte. Violentissimo lo schianto, con i 2 giovani occupanti dello scooter sbalzati sulla carreggiata e l'auto e la piccola moto finite contro un palo. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, sanitari del SUAM 118 e agenti della polizia locale. Vani soccorsi per uno dei 2 giovani, un cittadino filippino di 32 anni, morto nonostante i tentativi di rianimazione del medico e degli infermieri. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo il secondo scooterista, sotto shock e portata in pronto soccorso anche la conducente della Panda. E i dati sulle strade sono sempre più allarmanti, li ha forniti l'ultimo in dettaglio l'ACI ieri. Milano, Venezia, Padova e Treviso sono le province con più incidenti, mentre Latina e Napoli quelle con il tasso di mortalità più alto. Sono i dati che emergono dalla localizzazione degli incidenti stradali 2017 sulle strade provinciali, realizzato dall'ACI, che analizza il numero di incidenti sia in valore assoluto che rispetto ai chilometri di strada e la gravità degli incidenti stessi. A Treviso, con 1136 chilometri di strade, si sono verificati 586 incidenti con 15 morti e 863 feriti. Di incidenti e di educazione e sicurezza stradale si è parlato oggi ad ore 13. Il presidente dell'ACI di Treviso, Michele Beni. A livello nazionale c'è stato un aumento della mortalità, un più 2,9% circa.
A livello invece provinciale abbiamo avuto un calo della mortalità, addirittura di un 18,8%. Ma a tenere banco in queste ore nella Marca è anche la soluzione di una 37enne risultata positiva all'alcol test dopo essere uscita di strada con la vettura. La donna è stata graziata dal giudice per un presunto malfunzionamento dell'etilometro a causa del freddo. Il comandante della Polstrada aspetta le motivazioni della sentenza per poi valutare l'impugnazione. Lo strumento funziona anche al freddo ed era regolarmente revisionato, ribatte il comandante della Polstrada di Treviso Alessandro De Ruosi. È evidente che nella ricostruzione c'è qualcosa che non torna, è un falso mito quello che col freddo l'etilometro non funzioni, perché insomma sarebbe ben grave che potessimo fare controlli esclusivamente nel periodo estivo, perché d'inverno la macchina non funziona. È evidente che non è così, la macchina funziona perfettamente anche alle basse temperature. Allora l'autonomia, il percorso dell'autonomia, un percorso che come sapete in modo anche evidente e manifesto viene ostacolato anche dalle resistenze del sud, a cui non piace evidentemente l'autonomia del nord Italia, delle regioni che lo hanno chiesto, Lombardia e Veneto. Allora una lettera aperta del governatore del Veneto Luca Zaia ai cittadini del sud, nel quale parla della importanza di assunzione di responsabilità per chi governa quelle regioni. Sentiamo. Questa autonomia richiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che viene dipinta ai cittadini come la morte del Sud, è invece una grande opportunità per loro e anche per noi. Nord e Sud sono infatti legati a doppio filo. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia decide a sorpresa di scrivere una lettera aperta ai cittadini del Sud Italia. Il testo, pubblicato su Facebook, in sintesi attacca la mala gestio del Mezzogiorno e chiama in causa la responsabilità di alcuni amministratori. Ho detto semplicemente che fino ad ora l'autonomia non c'è mai stata e loro sono assolutamente nelle teste, nel senso che l'economia del Sud non va bene, il Sud non ha avuto assolutamente nessuna ripresa economica, soprattutto il Sud ha perso competitività rispetto al Nord. Allora, delle due l'una, se non c'è l'autonomia oggi, e questo è il risultato che ha il Sud, vuol dire che il problema non è l'autonomia del Nord. Sia il Mezzogiorno d'Italia che il Nord sono usciti devastati dalla Seconda Guerra Mondiale, sottolinea il governatore Zaia. Entrambi hanno conosciuto una massiccia emigrazione. Tutto quello che c'è stato, però guarda caso noi abbiamo portato a casa risultati eccezionali, altri no. E a chi dobbiamo questa colpa? Alle istituzioni, al malaffare, a tutti quelli che al Sud hanno governato male al Sud. Quindi il vero tema è che l'autonomia è una chance per il Nord quanto per il Sud, quanto per tutte le regioni che vogliono imporre la responsabilità ai loro amministratori. Perché se dai autonomia pretendi dal tuo amministratore che sia responsabile. E adesso il caso dell'allieva pilota veneziana che ha denunciato di atti di nonnismo i suoi commilitoni, i suoi compagni alla scuola di volo di Latina. Ormai è una guerra di video quella a cui si sta assistendo, perché adesso è spuntato un video dove invece è la ragazza che partecipa allo stesso trattamento per un altro cadetto. Allora ci aggiorna Ilaria Marchiori. Buongiorno da Mira. Dopo la denuncia di episodi di nonnismo presentata dalla sergente ventenne Giulia Jasmine Schiff contro i colleghi del corso di volo dell'aeronautica militare, il gesto non è stato gradito dai compagni ed è comparso un controvideo dove si vede questa volta la cerimonia cosiddetta del pinguino. Questa volta però è proprio Giulia a stare dall'altra parte. Si vede un allievo appena diventato pilota che viene portato a spalla sulla pista fino alla piscina. Ci sono ragazzi e ragazze arrivati anche loro dall'Accademia di Pozzuoli. I volti sono tutti pixelati eccetto quello di Giulia, dove la si vede ridere, scherzare, ma soprattutto stringere in mano una canna di bambù con cui frusta, insomma tra virgolette, il posteriore del suo collega, un altro passaggio del rito di iniziazione, proprio come avevano fatto a lei e che lei appunto non aveva gradito, come abbiamo ben visto nei giorni scorsi anche attraverso i nostri servizi. Ricordiamo infatti che alla denuncia presentata da Giulia alla Procura Militare di Roma era allegato appunto un video in cui la si vede subire questa cerimonia del tuffo nella piscina del Pinguino, dopo che le avevano sbattuto la testa sull'ala dell'aereo, appunto come rito, non forte ovviamente, e questo rito riservato agli allievi dopo il primo volo solista che vale il grado di pilota. Sul caso, ricordiamo, è stata aperta un'inchiesta della Procura Militare di Roma e istituita una commissione interna all'aeronautica militare. Da Mira è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie Ilaria Marchiori. C'è da dire che poi in queste ore sono arrivati numerose testimonianze di piloti che hanno raccontato del loro battesimo del volo e anche di una illustre pilota, perché parliamo dell'astronauta Samantha Cristoforetti, che ha detto: anch'io battezzata in questo modo, sono stati i giorni più belli della mia vita quando ho fatto il battesimo del volo. D'altra parte invece su questo nuovo video il legale della ragazza, della 28enne, parla di macchina del fango, parla di video appunto inviato da chi è sotto accusa e dice la ragazza Giulia avrebbe avrebbe partecipato allo stesso trattamento per non essere emarginata dai compagni. Vedremo allora come si svilupperà questa inchiesta e questo caso, che come vediamo si basa anche molto su questi video. Adesso invece la denuncia per due giovanissimi, pensate, di 13 e 14 anni, che hanno creato il caos in un bar del Vicentino. Poco più che bambini, eppure già capaci di minacciare un adulto, protagonisti due ragazzini di 13 e 14 anni che si erano accaniti contro il gestore di un locale di Poiana Maggiore. Per futili motivi lo avevano riempito di insulti, minacciato e talmente intimorito da costringerlo a rinchiudersi nel bar. L'uomo aveva allertato i carabinieri, i militari avevano sentito alcuni testimoni oltre al racconto della vittima, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, riuscendo così a risalire ai due teppistelli ora segnalati al Tribunale dei minori per violenza privata. Minacce ben diverse, perché parliamo di un vero e proprio atto intimidatorio, quello ricevuto dal coordinatore di Forza Italia Giovani Veneto, Cristian Sartorato. I dettagli. Minacce di morte a Cristian Sartorato, già vice sindaco di Casalserugo e attuale coordinatore regionale di Forza Italia Giovani. Lo fa sapere con un post sui social in cui si dichiara ancora scioccato, ma che lotterà sempre contro ogni forma di intimidazione. Nella notte, tra mercoledì e giovedì, ha trovato un biglietto appoggiato alla buca delle lettere. Ha subito capito che non era corrispondenza ordinaria e, senza perdere la calma, ha chiamato il 112. Dalla centrale i carabinieri gli hanno chiesto di aprire la missiva per conoscerne il contenuto. Incollando sillabe ritagliate da riviste e da quotidiani, qualcuno aveva scritto: «Parlerai ancora per poco». Dopo una notte insonne, Sartorato ha denunciato tutti i carabinieri di Casalserugo, che al momento non escludono nessuna ipotesi. Parliamo adesso dei truffati delle banche popolari. Oggi l'annuncio sui social, sulla sua pagina Facebook, del vice premier Matteo Salvini, che ha detto: stiamo intervenendo per aiutare i risparmiatori truffati, sia i risparmiatori truffati che incontrerò a Vicenza il 9 febbraio, quando incontrerò centinaia di truffati delle banche, non solo venete ma anche toscane, marchigiane e emiliane. E sia anche per mettere in sicurezza, ha continuato Salvini, gli attuali risparmiatori, penso a Carige, MPS, penso alla Popolare di Bari. Quindi a Vicenza Salvini il 9 febbraio per incontrare i risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza. E poi c'è sul fronte economico la crisi occupazionale di Stefanel, una crisi alla quale sta cercando di trovare una soluzione appunto per i lavoratori, ma è una crisi che non sorprende la comunità di Ponte di Piave, dove c'è la sede storica che ormai di fatto rischia di sparire. I cittadini dicono infatti la situazione grave era nota. Stefanel aveva una gran prospettiva davanti, ma adesso ultimamente qua si sentiva che andava sempre più giù, non c'era più niente da fare. È andata male, è andata. Penso che peggio che così non poteva finire, insomma. Per il paese di Ponte di Piave è sicuramente un grosso problema per la gente e per i lavoratori. Purtroppo l'economia mondiale è cambiata e probabilmente la proprietà non è riuscita a gestire questi cambiamenti, ha fatto andare le cose come non dovevano andare, bisognava intervenire probabilmente prima in un modo più deciso, adesso temo che sia troppo tardi. È difficile capire cosa si poteva fare, sicuramente il presidente Giuseppe Stefanel ha fatto finché ha potuto, purtroppo una tragedia per il paese sicuramente. Nel corso di questi ultimi 15 anni c'è stata una continua riduzione, prepensionamenti, gente che se n'è andata, adesso sono rimasti credo 90 persone in tutto, di Ponte di Piave una quindicina, però insomma 90 famiglie sono tante, quindi sì, ammortizzatori sociali, tutto quello che si vuole, però poi alla fine
si rimane senza lavoro. Una fine annunciata? Purtroppo sì, è un'agonia, mi sembra un'agonia. Bisognava intervenire prima, quando c'era ancora il tempo per farlo. Sì, era da tempo che l'azienda Stefanel era, diciamo così, in crisi, tra virgolette, però si sperava sempre, insomma, che ci fosse una ripresa del lavoro. Questo non è avvenuto e questa è la situazione. Auspicate un intervento del governo? Ma speriamo che il governo, soprattutto la Regione Veneto, prenda in mano la situazione, perché ne va veramente di un'immagine di un'azienda leader nel settore dell'abbigliamento. Adesso dal caso Stefanel al caso Rinascente, con il negozio di Padova che chiuderà i battenti il 15 febbraio. Ieri avrebbero trovato un accordo aziende e sindacati per un accordo economico per le 39 lavoratrici. Sentiamo. Sarebbe vicina l'intesa tra sindacati, lavoratrici e proprietà della Rinascente dopo l'annunciata chiusura del grande punto vendita di Padova. Si sarebbe raggiunto un preaccordo che accontenterebbe le richieste delle dipendenti, una buona uscita pari a 24 mensilità. Per una lavoratrice a tempo pieno vorrebbe dire una cifra di circa 33.000 euro, molto di più dei 22.000 messi in passato sul piatto dall'azienda, insieme all'alternativa di andare a lavorare nel negozio di Milano. Il Megastore di Piazza Garibaldi chiuderà il 15 febbraio. Per la CGIL la cifra ottenuta, se confermata, tiene conto dell'anzianità di servizio di alcune delle commesse e che per molte di loro non sarà facile trovare una nuova occupazione. Aziende e sindacati si incontreranno di nuovo il 28 gennaio. Ha trovato invece lavoro nel modo davvero più inaspettato un 59enne di origini marocchine che abita a Cartigliano nel Vicentino da anni e che ha trovato appunto lavoro perché è stato assunto dall'azienda del cui dirigente aveva trovato il portafoglio qualche giorno fa. L'aveva trovato sull'argine di un fiume, era il borsello con 900 euro in contanti, lo ha consegnato al sindaco, che a sua volta ha rintracciato il proprietario, dirigente di un'azienda di Bassano, la Conceria Finco, e dunque l'azienda ha deciso dopo un breve colloquio, di assumere questo 59enne che è stato premiato anche per la sua onestà e che ha 3 figli minori, aveva perso l'occupazione dopo che la sua azienda aveva chiuso i battenti perché assorbita da una multinazionale, quindi una buona notizia, una bella storia di un uomo appunto che anche grazie alla sua onestà ha ritrovato il lavoro per sé e soprattutto per la sua famiglia. Una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta al telegiornale del Veneto con la scomparsa a 78 anni di Ivana Cagnin, storica, protagonista di decine di battaglie civiche e ambientaliste nel Milanese. Non ho certo più l'età di vedermi poter crescere un albero al punto di poter fermare questo inquinamento, però sono contenta di portarlo avanti per quello che sono i nostri futuri, cioè i nostri figli, i nostri giovani. Ce lo aveva confessato nemmeno 2 mesi fa. Quegli alberi piantati lungo il passante non avrebbe avuto il tempo di vederli crescere. Una consapevolezza che non ha tolto il sorriso a Ivana Cagnin, perché la battaglia che questa gentile e determinata signora ha combattuto per tutta la vita era per il futuro dell'intera comunità. Insegnare la cultura dell'ambiente, del verde, che è la nostra vita, che è la nostra salute. Anima dello storico comitato Viabilità Sicura, da lei fondato e presieduto per 25 anni, è stata protagonista di innumerevoli iniziative per migliorare la vita dei suoi concittadini, dai percorsi ciclopedonali al verde pubblico ai servizi di vicinato. Semi piantati nel tempo che solo recentemente avevano cominciato a dare i loro frutti, prima con il progetto di mitigazione ambientale del passante verde e poi con l'annuncio della nuova pista ciclabile in via Scaltenigo. A darle la notizia ai primi di gennaio era stata la sindaca di Milano Maria Rosa Pavanello. Adesso, aveva risposto Ivana con semplicità, posso anche morire felice. Penso ai nostri figli, ai nostri nipoti, quanto sia importante per loro questa protezione dalle polveri sottili, dal PM10. E adesso parliamo della maturità perché, così, giusto per informare anche i ragazzi che erano in attesa, il MIUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha annunciato questa mattina quali saranno
le materie della seconda prova scritta della maturità 2019, nella quale debutta la prova multidisciplinare, andrà in calendario il prossimo 20 giugno. Allora, per il liceo classico sono previsti latino e greco, perché si tratta appunto della prova multidisciplinare che appunto debutta quest'anno. Per lo scientifico matematica e fisica, scienze umane, diritto ed economia politica per il liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, e poi discipline turistiche aziendali e inglese per l'Istituto Tecnico per il Turismo, informatica e sistemi e reti per l'Istituto Tecnico indirizzo informatica, scienza degli alimenti e laboratorio di servizi enogastronomici per l'Istituto Professionale per i servizi di enogastronomia. Queste dunque le materie che saranno protagoniste della seconda prova della maturità. L'elenco completo sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca. Adesso parliamo di sanità e la vicenda delle liste d'attesa che ha fatto discutere nell'ex ULSS milanese e che è stata discussa ieri nella 5ª commissione del Consiglio regionale. L'ULSS Serenissima è stata fatta oggetto di imputazioni che alla fine non sono risultate veritiere, ma questo rischia di danneggiare la sanità veneta e dovremmo quindi fare un'attenta riflessione. Queste le conclusioni del Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Fabrizio Boron, dopo aver ascoltato la relazione del Direttore Generale dell'azienda veneziana Giuseppe Dalben sulla discussa vicenda delle liste d'attesa modificate nell'ex distretto sanitario del Milanese. Abbiamo spiegato in 5ª commissione questa mattina come ULSS 3 Serenissima, quindi l'ULSS 3 di Venezia, i risultati di un'analisi che abbiamo fatto nell'ambito appunto del metodo di lavoro sulle liste di attesa che era in uso nell'ex azienda ULSS 13 di Mirano e Dolo. Abbiamo presentato gli aspetti buoni del sistema, ma abbiamo evidenziato anche le criticità del sistema, per cui abbiamo cercato di dare una visione il più oggettiva possibile di quello che veniva fatto nell'ex ULSS 13. Secondo la ricostruzione dell'ULSS Serenissima, il metodo applicato evidenziava delle criticità gestionali, ma nulla di illegittimo e, cosa più importante, nessun allungamento dei tempi di attesa e dunque nessun danno per il paziente. Se la data dell'appuntamento, spiegano i tecnici, andava oltre il tempo richiesto dalla classe di priorità, si attivava un gruppo clinico di valutazione dell'appropriatezza che stabiliva l'effettiva urgenza della visita, caso per caso e senza nessun automatismo. Un sistema al quale comunque aveva messo fine la direzione della stessa ULSS 3, subentrata quella milanese con la riorganizzazione del 2016. Appena evidenziato il problema, l'abbiamo sistemato, bloccato. Questo ci ha consentito di riproporre anche nell'ex 13 la metodologia di lavoro dell'ex 12 e dell'ex 14 e quindi di avere nell'ex 3 Serenissima una uniformità di lavoro per quanto riguarda il tema delle liste di attesa. A proposito di sanità e di eccellenze della sanità veneta, all'ospedale di San Donà di Piave è stato eseguito il primo intervento in Veneto di protesi di spalla con l'ausilio di un navigatore GPS, che in questo caso è acronimo di Guide Personalized Surgery. A utilizzare la tecnica innovativa è stato Massimiliano Susanna, responsabile dell'unità di chirurgia mini-invasiva di ortopedia e traumatologia. Il GPS, ha spiegato Susanna, permette di impiantare una protesi di spalla con la guida di sensori. La mappa e i percorsi da seguire all'interno della spalla vengono realizzati in 3D attraverso dati forniti da una TAC, e ciò consente di guidare la mano del chirurgo durante tutto il percorso con massima precisione, riducendo il rischio di complicanze. È una tecnologia già utilizzata nella protesica di anca e di ginocchio con grandi vantaggi. Ora si sta incrementando il suo utilizzo anche nella protesica di spalla. Ma la sanità non è soltanto tecnologia d'avanguardia, è anche momento di conforto, accompagnare il paziente durante il suo periodo in ospedale. Lo si può fare anche con la musica e questa sera alle 19:30 all'ospedale Cafoncello di Treviso ritorna l'iniziativa di portare la musica fra i malati di oncologia. Musica per i pazienti del reparto di oncologia e i loro familiari all'ospedale Cafoncello. L'iniziativa, promossa dal musicista trevigiano Giorgio Pavan con il sostegno dell'Associazione Industriale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, si arricchirà ora di 9 componenti. Cominceremo con dei piccoli gruppi, da domani quindi con il piccolo ensemble trevigiano formato da me al violino, Anna Martignone al pianoforte, Marta Sorella al violoncello, e poi proseguiremo sempre esplorando questi
generi musicali. Musica che arriva al cuore e allo spirito, così come al cuore e allo spirito di chi si esibisce gratuitamente. Arriva il sentimento di una platea non comune che sta affrontando un cammino di sofferenza fisica e psicologica. Un'emozione grandissima anche per la risposta che diciamo abbiamo ricevuto da parte dei pazienti e non solo, anche della città, insomma dei parenti dei pazienti, dei messaggi che ci sono arrivati, un ambiente straordinario anche per il ritorno che abbiamo. Ogni mese un appuntamento, il successivo non a caso la sera di San Valentino. È un elemento terapeutico, non a caso già con la psichiatria tanti anni fa si parlava di musicoterapia e quindi sicuramente la musica aiuta ad aprire l'animo, aprire i sentimenti e rende le persone più felici. Quindi l'operazione della musica all'interno dell'oncologia serve proprio per far capire che il percorso è un percorso difficile, ma è un percorso comunque che poi può portare ovviamente a ritornare a vivere come prima, in una logica però diversa, che non è solo quella della terapia, ma è della presa in carico totale della persona. E di sanità si parla a ore 13 fra pochissimo, malattie di gola, naso e orecchio, come curarle? Ne parliamo con il dottor Giovanni Tonoli, direttore di otorinolaringoiatria dell'ULSS 5 Polesana, e Edgardo Contato, direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana. Questa sera invece alle 20:10 ci concentreremo su Treviso per parlare della città, dei suoi problemi, delle prospettive, con Stefano Pelloni, capogruppo del Partito Democratico a Treviso, e Davide Visentin della lista Mario Conte Sindaco. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo, tempo in miglioramento sulle nostre regioni. Nel dettaglio, sul Veneto al mattino sarà possibile una residua instabilità sui settori meridionali, dove non si esclude qualche piovasco. Col passare delle ore fenomeni in esaurimento ovunque, torna dunque ad essere asciutto e soleggiato. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime comprese tra 5 e 9 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà molto nuvoloso nella prima parte della giornata e saranno possibili anche delle occasionali piogge. Più sole invece a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime intorno a 0 gradi, massime comprese tra 7 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, dove sarà il sole a prevalere. Non si escludono locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime tra 8 e 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.